veramente un'emozione, anche perché mi era stata portata dalle vecchie glorie del Treviso questa maglia, ovviamente era in lana, pesantissima, però era esattamente questo il disegno. Presentata ufficialmente la maglia di gara del Treviso AC, la prima è stata consegnata subito nelle mani del sindaco Mario Conte. È un grande onore, ma soprattutto è una grande responsabilità. Ricordo che tutti coloro che indosseranno questa maglia, dai giocatori ai tifosi, avranno la responsabilità di sostenere questo nuovo progetto che ha come obiettivo quello di regalare e continuare a regalare il sogno ai nostri bambini di poterla indossare un giorno questa maglia. La seconda non poteva che andare a Giancarlo Gentilini. Prendo questo incarico di consegnare la seconda maglia al sindaco Gentilini. Un momento importante per la città di Treviso e il nostro obiettivo, ha spiegato il presidente di Treviso AC Luigi Sandri, è quello di rinvigorire i cuori dei trevigiani attraverso il calcio. La squadra, spiega, è già formata. La squadra è già formata, lo staff dei giocatori è già completo da più di 15 giorni. Perché sapevamo il tipo di squadra che dovevamo fare, sapevamo il tipo di giocatori che dovevamo scegliere. Il presidente ha sottolineato l'importanza del vivaio di un percorso che tutela più di 500 bambini e ragazzi delle giovanili. Intanto continuano senza sosta i lavori allo stadio di Treviso perché il sindaco ha assicurato torneremo presto a tifare il Treviso al Tenni. Sistemeremo gli impianti e soprattutto lo metteremo a norma la struttura da un punto di vista impiantistico. Il manto erboso che abbiamo ereditato era un campo di patate, oggi se lo andate a visitare è già tornato ad essere un ottimo manto erboso, i lavori non sono ancora finiti ma si stanno lavorando quotidianamente per riportare quel manto erboso che si era reso famoso in tutta Italia. Ottimi anche i numeri del consorzio Treviso Siamo Noi. Siamo partiti con il consorzio con le prime 10 aziende costituenti, il consorzio è stato presentato 20 giorni fa. In questo lasso di tempo abbiamo raggruppato altre 25 aziende, sicché ad oggi siamo in 35 con una lista già pronta per aumentare il numero. Ora tutti attendono con trepidazione l'inizio del campionato perché il sogno è appena iniziato.